Sicuramente l'espulsione ha condizionato la partita, ma quello che ho detto ai ragazzi dopo la partita, questa deve essere un'ulteriore dimostrazione che la squadra è una squadra che è viva, che gioca e quindi bisogna continuare con queste certezze. Secondo me abbiamo fatto una partita 11 contro 11, una partita bella, una partita che è equilibrata, dove abbiamo avuto noi le nostre occasioni e poi chiaramente lì su quell'episodio dove forse la gestione dei cartellini poteva essere migliore, chiaramente ha condizionato tutta la partita. Sì, questo è... Speriamo che non sia un infortunio serio, perché era un ragazzo che stava crescendo, che ci stava dando tante opportunità, occasioni, insomma, e quindi anche quello, insomma, è un'altra nota brutta della partita, però speriamo che sia una cosa che si può risolvere al più presto. Ma io anche, secondo me abbiamo avuto più occasioni noi che loro. Infatti volevo dire esattamente, cioè, vi è mancato quello, cioè alla fine... Sì, purtroppo lì dobbiamo migliorare, dobbiamo essere, quando ci capitano queste 2 o 3 occasioni, bisogna essere bravi a sfruttarle, ma non è un discorso di attaccanti, è un discorso un po' generale. Però ripeto, la squadra secondo me ha fatto una grande partita finché siamo rimasti 11 contro 11, contro una grande squadra, dove i cambi hanno fatto anche la differenza, e queste sono cose importanti. Però noi andiamo avanti e ripeto, deve essere un'ulteriore conferma di quello che stiamo facendo. Ma io non ho visto una partita dura, come è giusto che sia. La cosa che non mi è piaciuta sinceramente è il gol che abbiamo preso, perché ha preso gol dal nostro rinvio, quindi lì forse potevamo fare qualcosa di più. Sì, tra l'altro anche perché fino a quel momento eravate stati perfetti. Sì, infatti quello è la cosa che ti fa incazzare, no? Perché abbiamo preso un gol dove abbiamo concesso campo in una situazione di palla inattiva. Sì, ma ormai avevamo fatto quei cambi perché insomma dovevamo anche rischiare qualcosina per provare a... Quindi abbiamo ritenuto opportuno fare entrare Sorgente che non attacca la profondità, che attacca bene i spazi, e ha fatto anche bene quando ha giocato, però già eravamo condizionati dal cambio con Sanat, quindi però, ripeto, questa prestazione deve dare ulteriore conferma di quello che stiamo facendo. Sì, dispiace, c'è rammarico perché come hai detto te oggi c'è stata una prestazione di alto livello, eravamo molto propositivi sia in fase offensiva che in fase difensiva, poi sicuramente l'episodio dell'espulsione ha condizionato un po' la partita. No, sì, sicuramente gli episodi oggi non sono stati dalla nostra parte. Poi dell'arbitro non c'è neanche voglia di parlare perché non voglio trovare scusanti o alibi per il risultato finale, ma ne usciamo fuori sicuramente rinforzati dal fatto di aver fatto una prestazione molto positiva contro una delle squadre più attrezzate del nostro girone di sicuro, che punterà a vincere il campionato. Sì, lì poi penso sia magari anche un discorso mentale che ovviamente quando giochi con queste grandi squadre devi fare uno step in più a livello anche di attenzione, per cui rendi di più poi. Sì, assolutamente. Come ho detto prima, ne usciamo fuori da questa partita qua con un risultato negativo ma con una prestazione ottima che dobbiamo cercare di riproporre già da domenica, da sabato con l'Ancona, cercando di stare più attenti sui dettagli che poi fanno la differenza, perché non ti puoi permettere di fare nessun tipo di errore, soprattutto contro queste squadre qua, perché poi ti puniscono. No, assolutamente, siamo andati sotto anche perché come la maggior parte delle volte oggi il pubblico è sempre stato dalla nostra parte, ci ha sempre incitato anche nei momenti di difficoltà quando siamo rimasti in 10 contro 11, e per cui deve essere un'arma in più, cosa che è stata oggi sicuramente, anche se poi purtroppo non è venuto il risultato. No, c'è un po' di rammarico, diciamo, nel senso che abbiamo avuto alcuni episodi a sfavore, abbiamo cercato comunque di stare in partita fino alla fine, oltre agli episodi non ci siamo riusciti contro una grande squadra, però diciamo che andiamo via da questa partita rinforzati dalla prestazione di oggi, da tutta la squadra, dal pubblico che ci ha aiutato molto comunque.
Certo, ma io sono sempre pronto ad aiutare la squadra, comunque anche il mister lo sa, la società lo sa, do il 100% quando sono in campo durante gli allenamenti e pronto se serve per aiutare la squadra nei momenti difficili. No, assolutamente, alla fine pensiamo tutti che i dettagli fanno la partita, delle volte veramente i dettagli fanno la vittoria di una squadra e del risultato. Oggi ci sono mancati, loro sono stati bravi comunque in quelle palle gol a sfruttarle. Io come ho detto prima comunque usciamo rinforzati secondo me anche da questa partita e adesso puntiamo a sabato contro un'altra grande squadra che è l'Ancona. Cerchiamo di dare il 100% in allenamento per arrivare comunque rinforzati alla partita di sabato.
Una vittoria che innanzitutto meritatissima e quella è la cosa importante perché giocavamo contro la prima in classifica, penso che questa squadra ha dimostrato tutto il suo valore, è venuta qua a giocare a calcio, cercare di mantenere il distacco dalla seconda e l'ha fatto con gran qualità e gran personalità. Noi da parte nostra abbiamo affrontato una squadra che sapevamo essere prima ma molto umile, con la stessa mentalità, la stessa determinazione. Devo dirti la verità, l'approccio non è stato dei migliori, al settimo abbiamo preso gol, però la reazione già nel primo tempo avremmo meritato già di essere avanti al primo, con diverse occasioni da rete pulite, non ultima quella di Nurki per chiudere la partita. La cosa bella è che riusciamo a far tanti gol adesso e li facciamo tutti di qualità molto alta, quasi tutti su azione manovrata, diciamo poche invenzioni, ed è sintomo che la squadra comunque è in crescita, ha ripreso anche forza mentale perché dopo l'avvio ostentato era difficile. Per quanto riguarda i cambi, per me non esistono titolari. Oggi manca Valladu, che per noi è un giocatore importantissimo. Abbiamo la fortuna di poterci permettere di sostituire Piredda Floris con Kadau Mancosu senza perdere qualità e andando a vincere la partita probabilmente per i cambi. Perché onestamente non sono tantissime le squadre che possono permettersi di avere cambi come Mancosu in panchina o come Kadau in panchina. Però parliamo di due trentottenni che oggi fanno la coppia, anzi il trio con Moi, hanno dimostrato che con una mentalità di un certo tipo e con grande spirito si può giocare in una categoria importantissima contro la squadra più forte del girone e fare la differenza a 38 anni. Ovvio che poi il supporto di tutti è stato di grandissimo livello, a partire da Cogotti 2004, che nessuno sapeva chi fosse e che oggi dimostra di essere un giocatore che può fare partite importanti in un ruolo che fino ad oggi non aveva mai fatto. La cosa importante è che noi rimaniamo umili perché siamo a un punto dalla retrocessione e mancano tantissime partite e la salita è bella ripida, sarà difficile perché abbiamo lasciato tantissimi punti le prime partite e matematicamente i punti vanno fatti 42-43 e siamo lontanissimi da quello che è l'obiettivo, però con questa mentalità innanzitutto facciamo divertire la gente perché facciamo un bel calcio, innanzitutto portiamo a Tertenia in Ogliastra delle partite di un livello impressionante e poi sono molto contento perché la risposta in generale al progetto è di altissimo livello e il pubblico di oggi è un grandissimo riconoscimento al lavoro della società. Mister, 10 punti nelle ultime 5 partite, quarto risultato utile consecutivo in casa, le chiedo, ma allora la scintilla è veramente scoccata contro l'Aprilia? Però il punto di partenza è che alla settima eravamo ultimi in classifica da soli e di quello state tranquilli che fino a quando ci saremo in panchina non se ne dimentica nessuno, perché è bello scolpito nelle pareti dello spogliatoio l'ultimo posto in classifica, perché io in 20 anni ho avuto la fortuna di non averlo mai occupato e l'ho assaggiato al 20° anno e vi garantisco che non ha un bellissimo gusto, però serve perché un progetto nuovo ha bisogno di tempo, perché bisogna comunque avere la coscienza che giochiamo un campionato difficilissimo e che non siamo nessuno. Siamo gli ultimi degli ultimi, io dico, perché mi dicono ma voi siete il Muravera? Sì, noi abbiamo la storia del Muravera ma non siamo più il Muravera, questa è la realtà. Dietro di noi quest'anno non c'è nessuno, ci siamo solo noi, siamo gli ultimi arrivati con una rosa di giocatori importanti, scelti, sardi per il 95%, giovani sardi che arrivano non esattamente con un pedigree griffato, ma arrivano dalla prima categoria o dal signor nessuno e noi siamo qua per far crescere l'ambiente e loro, perché ci crediamo. È ovvio che questa cosa ha avuto delle difficoltà iniziali, fisiologiche, ne avrà altre. La grandissima forza nostra è che siamo delle persone molto equilibrate, quindi non ci esaltiamo assolutamente per aver battuto la prima in classifica, ma non ci siamo nemmeno depressi quando eravamo ultimi in classifica, anzi abbiamo cercato di trovare insieme ai ragazzi, che sono la cosa più importante, le motivazioni per cercare di rilanciarci
e penso che le prestazioni, soprattutto a livello di qualità, e anche l'umiltà che abbiamo avuto come staff di tornare un po' indietro sulle nostre scelte, di cambiare modulo, di cambiare sistema d'allenamento, sono sinonimo di umiltà e di capire che chi comanda sono i ragazzi per le loro qualità e soprattutto chi ti dà la sentenza e il risultato del campo. Il resto sono chiacchiere, perché a chiacchierare siamo bravi tutti, a raccontare fandonie, a cercare scuse e giustificazioni. La cosa vera è che alla settima giornata eravamo ultimi, oggi non lo siamo più, ma siamo sempre molto vicini a una zona rossa dalla quale vogliamo cercare di allontanarci per dare continuità a quello che è il nostro progetto. Mister, faccio un'ultima domanda. Le prossime due sfide, se non mi sbaglio, Paganese e Lupa Frascati, quindi due sfide importanti, anche difficili. Dopo la vittoria di oggi, insomma, ci si arriva con un umore magari un pochino diverso, però è lì che si potrà vedere il definitivo magari salto di qualità di questa squadra. Ma guarda, questo salto di qualità lo devi vedere ogni domenica, perché è sempre una partita diversa. E se mi dici saranno difficili, non è che oggi era facile. Cioè, i Pagani ha costruito la squadra per stravincere il campionato assieme alla Casertana. È un campo difficile, certo, ma come mi disse qualcuno, dice vuoi fare il campionato nazionale pensando di andare a fare qualche partita facile. Il campionato nazionale, ragazzi, c'è il Cagliari, l'Olbia, la Torres, poi ci siamo noi, gruppo di 4 sorelle poche, di cui noi siamo una sorella adottiva perché siamo anche molto lontani dalle altre come struttura, come tutto, però saranno molto difficili, hai ragione. E andremo a fare esattamente quello che abbiamo fatto la prima partita, quello che abbiamo fatto quando eravamo ultimi e quello che abbiamo fatto oggi. Umiltà, cercare di dimostrare di essere a livello di poter sopportare questo campionato. Il campo dirà alla fine, non alla prima giornata o alla decima, se abbiamo lavorato bene o male. La fortuna di avere continuità, che non abbiamo nessuno che pretende il giorno dopo che facciamo il risultato, ma guarderanno il risultato di fine anno. Sì, era una partita difficile con loro prima della classe che sono venuti qua per cercare di prendere i 3 punti, però hanno trovato una bella squadra contro un COS attento, nonostante lo svantaggio iniziale siamo riusciti a rimanere in partita e poi l'abbiamo ribaltata e credo vinta con merito, quindi grande prestazione della squadra. Ecco, tornando un po' indietro, tu chiaramente eri assente per infortunio, però la gara contro l'Aprilia, insomma, forse lì è scattato qualcosa per arrivare insomma, alla giornata di oggi e abbattere la capolista. Sì, è vero, è stata un po' da spartiacque quella settimana lì più che quella partita lì, perché abbiamo capito che non potevamo continuare così, che noi eravamo una squadra da ultimo posto e ci siamo messi in testa di cambiare registro e le ultime 4-5 partite hanno fatto verificare un diverso rendimento, diversi risultati di cui siamo tutti molto contenti. Matteo, siete entrati in un vortice di partite che da qui sostanzialmente a Natale avete 4 gare terribili e una di queste l'avete affrontata stasera. La domanda è, se giocate sempre come avete giocato oggi queste prossime 3 partite, poi magari tra un mese si parla di obiettivi diversi? Ma non lo so, però dobbiamo essere concentrati partita dopo partita perché sappiamo che le insidie sono dietro l'angolo. Sicuramente siamo un'altra squadra rispetto all'inizio, ce ne rendiamo conto noi, i risultati non vengono per caso e quindi visti nelle ultime partite ti do ragione, possiamo ambire qualcos'altro, però prima dobbiamo toglierci fuori da giù perché ricascarci è un attimo.
Sì, una partita difficile, perché loro il primo tempo erano ben chiusi dietro e noi abbiamo cercato in qualche situazione di trovare la via del gol, non ci siamo riusciti. Ora ragazzi, vi ho detto di stare lì attenti perché è un episodio, come poi è già successo, ci poteva condannare. Invece poi abbiamo continuato a giocare, abbiamo trovato un bellissimo gol su una bellissima azione di Franco Bolo per Nino, una giocata che proviamo quasi sempre, è andata bene, e abbiamo sbloccato il risultato, poi abbiamo gestito, siamo andati sul 2-0 sul calcio di rigore e poi abbiamo chiuso la partita. Sono contento che Massimiliano manca perché stava venendo da un periodo non buono, soprattutto fisicamente, e abbiamo portato a casa una partita molto molto difficile e ci teniamo questa bella vittoria che poi è il proseguo della bella prestazione che avevamo fatto a Caserta. Oggi Sì, vabbè, noi non ci siamo mai lamentati sugli infortuni e tutto, però anche oggi avevo tutti i ragazzini in panchina e poi mi manca un giocatore importante per noi come Sartor, che poi durante il campionato lo vai a sentire, perciò però ho sempre detto che non mi interessa, perché se il giocatore sta fuori deve stare fuori, quelli che sono dentro devono dare il 100% e mettersi in evidenza, come poi oggi è successo con Massimiliano Manca, e sono molto contento. certo, oggi se dovessi fare un nome io proporrei Bolo forse. Bolo ha dato tanta qualità lì, però io devo dire che sono contento di non aver preso gol, è la seconda partita che non prendiamo gol. Voglio fare un plauso alla fase difensiva perché stiamo crescendo e questo è molto importante, non prendere gol, perché poi noi alla fine occasioni le creiamo e poi il gol viene sempre. Questo è stato veramente un esempio di sportività che non sempre è riscontrabile in altri campi. Che dire, una partita contro una squadra fortissima, bisogna rendere merito a una squadra che è stata costruita, che in campo ha dimostrato di essere comunque, almeno per quello che abbiamo visto fino ad oggi, la squadra sicuramente più forte del campionato. Noi abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo recuperato anche 2 o 3 gol rispetto a un risultato che ci girava contro
Vi faccio i miei auguri per il proseguo perché li meritate, perché avete una squadra, ripeto, una squadra composta da tantissimi giocatori importanti, bravi in ogni ruolo. Noi sapete che noi veniamo da una realtà piuttosto piccola, per cui per noi è motivo di soddisfazione essere già in questo stadio, che comunque è stato uno stadio che ha visto partite di altro livello, di altra categoria. L'unica nota negativa, ma questo un po', ma non per fare vittimismo, perché poi noi del Sud siamo sempre tacciati di essere vittimisti, no? Di pensare sempre che qualcuno ci abbia con noi, ma sicuramente l'atteggiamento che ci è stato raccontato dai giocatori negli spogliatoi, dell'arbitro, non degli avversari, è stata una vergogna. Pertanto noi siamo stufi di vedere delle terne, no? Che voi non ne avete bisogno, altre squadre non ne hanno bisogno, perché comunque questa partita voi l'avreste vita anche senza la terna arbitrale. Probabilmente sarebbe stato meglio arbitrarci tra di noi, come si faceva una volta, no, a scuola oppure nei campi tra amici, perché tante volte la terna arbitrale non fa altro che alterare gli equilibri, probabilmente anche inconsapevolmente. Però io dico sempre, l'arbitro è un ruolo molto difficile, bisogna riconoscere che non è facile, però essere obiettivi e oggettivi è la prima cosa che si deve chiedere. E purtroppo capita spessissimo di non vedere degli arbitri che stanno di sopra delle parti. E questa cosa un po' ci dà fastidio, perché noi siamo piccoli, ma non vogliamo essere piccoli e calpestati costantemente da arbitri che... È facile, no? Stare dalla parte del più forte, perché voi siete più forti, ma non c'è ombra di dubbio. Però continuo a dire, non ne avevate bisogno. E soprattutto questi atteggiamenti in campo dell'arbitro che mette in bocca al mister, cosa che non ha assolutamente detto rispetto a tanti testimoni presenti, non va bene. Quindi dico, l'unica mia lamentazione... Vabbè, adesso senza entrare nel particolare, però diciamo che testimonianze abbiamo tante. Detto ciò, vi faccio i miei migliori auguri per il proseguo, lo meritate, avete dimostrato in campo di meritarlo, e speriamo che qualche volta gli arbitri vengano chiamati anche da regioni ben più lontane da quella dove si gioca la partita, perché noi è capitato di vedere arbitri della stessa regione, non è questo il caso, arbitri della stessa regione, della squadra in cui andavamo a giocare, e non va bene. Soprattutto perché poi si creano quei dubbi, quelle perplessità, quelle che non fanno bene a nessuno. Mister, scusa, che cos'è? Io non sono il mister, sono il presidente. Guardi, lei mi sta chiedendo cose che sono successe in campo. Io ho... Non l'ho fatta ancora la domanda. Non gliel'ho fatta ancora. Dica. Che cos'è che tendi a sottolineare dell'arbitraggio di oggi che l'ha tanto, voglio dire, infastidita? Tanto per capirci, No, io ho visto la partita dalla tribuna dove sono stato vostro ospite, e di questo ringrazio di nuovo il Presidente e la società per assolutamente l'ospitalità che certamente verrà ricambiata nei vostri confronti quando verrete a Uri, quindi questo non c'è nulla, anzi, fossero tutti così, insomma. Sarebbe un piacere andare a vedere le partite. Io quello che a me dà fastidio è quello che mi è stato raccontato che è successo in campo. Quindi naturalmente non ero presente direttamente perché stando in tribuna, ma conoscendo i ragazzi, sono tutti ragazzi piuttosto seri, onesti e non accampano scuse, non ne abbiamo bisogno. L'espulsione fa riferimento all'espulsione? Io faccio riferimento all'espulsione anche del mister, che non ha detto non ha inveito contro l'arbitro, non ha usato il termine coglione rispetto all'arbitro, ma che l'arbitro ha cercato di mettergli in bocca per mandarlo fuori. Ecco, non c'è bisogno, dico, che bisogno c'è? Una partita aveva già preso, insomma, mi pare una piega piuttosto definita, se non un attimo in cui c'è stato il recupero della nostra squadra, però mi pare che le forze in campo erano piuttosto chiare, quindi non è che fosse così in bilico il risultato. Pertanto, ripeto, questi atteggiamenti dell'arbitro
nuocciono soprattutto al calcio, perché poi capitano a noi, capitano a voi, saranno capitate a voi chissà quante volte. Pertanto dico, quello che si chiede è che l'arbitro faccia l'arbitro in maniera obiettiva. Senza... Siamo in Serie D, quindi anche l'arbitro rientra in un contesto, voglio dire. Ho capito, però voi sapete quanti sforzi fa la vostra società, tanti. Immagini noi che siamo così piccoli, i grandi sforzi che facciamo, la grande passione che ci mettiamo, quindi sforzi economici, sforzi personali, quindi insomma il rispetto del lavoro di ognuno di noi, perché poi alla fine si parla comunque di un impegno del lavoro di tutti, dal magazziniere al dirigente all'accompagnatore, va rispettato. Questo sempre e comunque, e vale per tutti, vale per noi come per tutte le altre squadre. Non ho nient'altro da aggiungere, vi faccio di nuovo i miei complimenti e i miei auguri per il proseguo. Ma la partita non è stata per niente bella. Al di là del risultato, la squadra ha giocato veramente male. Sono dispiaciuto per l'atteggiamento che almeno le 6-7 certezze che avevamo non hanno dimostrato di avere. C'è un atteggiamento... Abbiamo parlato tutta la settimana, sia io che il mister, soprattutto il mister, ma anche io 2 o 3 volte con le ragazze, di atteggiamento, di fame, di scendere in campo con la bava alla bocca, come si dice, no? Col sangue negli occhi, cattive al punto giusto, con la voglia di portare a casa una buona prestazione. Io stesso avevo detto, se non dovessimo riuscire a fare una buona prestazione, almeno il risultato. Ecco, questo non c'è stato. Sono molto deluso, la società è molto delusa, il mister, ho parlato adesso col mister, è molto molto deluso. E adesso tra stasera e domani prenderemo ovviamente delle decisioni relative alla prosecuzione del campionato, della rosa. Dovremmo sicuramente rinforzare questa squadra che sicuramente dal punto di vista mentale oggi ha dimostrato di essere completamente assente, non c'è cattiveria. Ma in realtà il direttore col mister e anche col sottoscritto siamo già sul mercato da una ventina di giorni abbondanti. Ora dobbiamo stringere le trattative, stringere col tempo, perché non c'è più tempo da perdere, non possiamo aspettare il 20 dicembre. Il 20 dicembre il campionato, facciamo altre 3-4 gare e il campionato è andato, quindi abbiamo urgenza Però quello che dico io, quello su cui sono veramente molto dispiaciuto, è l'atteggiamento mentale di quelle 6 o 7 certezze che noi avevamo e che hanno deluso, soprattutto oggi, in una partita che doveva segnare la svolta, e non lo hanno fatto. Su questo sono molto deluso.